scusate, Thomas Thorne Eliot, che dice, appunto, parla della wasteland, della terra desolata, ed è un po' quello che tanti piccoli quadri che emergono appunto in questo saggio portano allo scoperto. Però, come ha detto Caterina, la domanda iniziale è: ma si può essere felici? Insomma, la ricerca della felicità non l'abbiamo dimenticato, quindi pur partendo da una terra desolata, diciamo così, si approda poi al lido delle giovani generazioni, alla speranza. Quindi questo filo conduttore ci porta, diciamo, anche verso una possibile soluzione, una possibile salvezza. I temi sono tanti, 8 coautori, e quindi il quadro è un universo, uno spaccato di un universo molto molto vasto. Parliamo appunto di ambiente, donna, criminologia, lavoro, comunicazione, tecnologia, umanità, educazione, architettura, economia. Temi di attualità, di strettissima attualità. E partiamo dall'ambiente, che è il primo capitolo. Quindi Andrea Verefenning, presidente di Legambiente Trieste, esperto e impegnato in temi ambientali. Diciamo che io ho letto appunto il suo primo saggio, è partito proprio dopo il disastro di Chernobyl, che un po' ha segnato. Sì, più o meno. Più o meno, ecco, questo è il periodo. Quello che lei sottolinea è un impegno, un tentativo di una necessità di invertire la rotta nella cura, nel rapporto con il pianeta. Parliamo tanto della generazione di Greta, no? Adesso i giovani ci lanciano questo forte segnale. In particolare lei focalizza un po' l'analisi sul mare Mediterraneo, descrivendolo come popolato, insomma, da microplastiche galleggianti. Le grandi isole di plastica, ecco. Come è messa l'Italia? Cioè, partendo proprio dal Mediterraneo, qual è un po' lo stato di salute dei nostri mari? È malato? È un grande malato? Direi che rispetto al testo, diciamo, il saggio che è focalizzato sulle plastiche in mare e i rifiuti in mare, facendo un discorso un po' più ampio, è chiaro che i problemi dell'ambiente e anche ovviamente degli uomini che ci vivono e che lo in qualche modo alterano sono collegati, no? Per cui il discorso delle plastiche in mare è un aspetto che diventa uno di quelli fondamentali, però c'è anche il discorso dei cambiamenti climatici, che era previsto inizialmente, ma insomma forse verrà aggiunto, che è fondamentale anche quello, perché è quello che condiziona poi tutto il resto, e poi la diciamo, sparizione della biodiversità. Tutte queste cose valgono sia per la terra che per il mare, per tutta la terra, diciamo, terra e mare, diciamo, le terre emerse e il mare che copre una superficie ancora maggiore. E questi collegamenti sono abbastanza forti e poi vengono fuori perché i cambiamenti climatici che sono indotti soprattutto dal sistema umano, no? Quindi industrie, consumi, allevamento, riscaldamento domestico, industrie, eccetera, poi portano un'emissione di CO2, portano vengono assorbiti, gran parte del CO2 viene assorbito dal mare, e quindi c'è un effetto di acidificazione, perché questo CO2 porta all'acidificazione del mare, e aumento di volume e temperatura, quindi anche l'innalzamento del livello del mare, che a Venezia potrebbe portare, non solo Venezia ovviamente, ma la prima che va sott'acqua, no? Trieste lo vedo dopo. Quindi allora abbiamo delle conseguenze di larghissima effetto, no? Cioè aumentano un paio di gradi, si sciolgono i ghiacci dell'Antartide e dell'Artide, aumenta il livello del mare, aumentano i volumi, e questo mare però non è più quello di prima, cioè ci sono altre specie, perché con l'acidificazione, con l'aumento di temperatura e con l'ingrandimento del canale di Suez arrivano sempre più specie aliene che sono, diciamo, estranee a un ambiente, quindi continuano, lo invadono in qualche modo, cioè se è successo nel Mediterraneo, nell'Adriatico, ci sono delle specie che non hanno nemici naturali, no? Quindi praticamente cioè è un problema, insomma, no? Cioè, ho letto ieri un articolo scientifico, il governo di Cipro ha deciso di cacciare un pesce particolare che ha anche delle spine tossiche perché sta danneggiando il turismo, la pesca e mangiando tutto quello che vede, che trova. Ecco, vanno a pescarli uno per uno e a cacciarli, ecco, questo è il livello. Allora, questo è un esempio piccolo, però in realtà tutto questo sistema, diciamo, con l'esempio delle plastiche, perché fino a 1 o 2 anni fa non era tanto conosciuto, adesso si parla parecchio, adesso comincia a esserci la proibizione della plastica usa e getta,
la spinta per risparmio, produrre meno rifiuti, riciclare meglio, riusare le cose, passare all'economia circolare per fare chiudere questo cerchio, no? Passare all'economia circolare, quindi cambiare il modo di vita, perché vuol dire per emettere meno CO2 bisogna muoversi più a piedi, con mezzi pubblici, in bicicletta, andare insieme in auto, non uno da solo invece di... No? Cioè, tutto il modo di vita nostro, diciamo, non è adatto alla vita futura. Ecco, cioè, se continuiamo così avremo condizioni invivibili, cambiamenti climatici, per cui a Trieste avrà il clima della Sicilia, però la Sicilia diventerà invivibile, ecco, perché diventerà come Sahara. Ecco, qui ci sono previsioni scientifiche, io ho baso tutto su dati, questa è un po' la caratteristica di questo intervento, diciamo, scritto, si basa su dati scientifici, su ricerche pubblicate su riviste scientifiche di ricercatori. Quindi sono dati accertati, sicuri, non sono fantasie, e purtroppo sta succedendo esattamente questo. Quindi la tendenza è estremamente pericolosa, perché nonostante alcuni segnali, adesso il divieto di produrre plastiche usa e getta, alcune però non tutte, adesso c'è un decreto che però non è ancora sufficiente per permettere ai pescatori che quando raccolgono le plastiche nelle reti possono riportarle a riva e non pagarle, perché attualmente sono costretti a buttarle in mare perché sennò dovrebbero pagare il loro smaltimento. Questo per dire, sono cose che sono abbastanza ovvie che neanche quelle si possono fare, quindi bisogna cambiare molte cose. E dice un misto, diciamo, per fare un quadro complessivo tra quello che può fare ogni cittadino, e sicuramente può fare molto, nei consumi, nelle scelte dei prodotti, nelle scelte dell'alimentazione, della mobilità, dell'uso dell'energia, e naturalmente le politiche dei governi internazionali, anche degli enti locali. Ci sono tanti modi, per esempio i comuni, di solito molti comuni italiani hanno un piano di mobilità sostenibile che dovrebbe funzionare meglio evidentemente, un piano di azione sulla energia sostenibile che dovrebbe ridurre le emissioni di CO2, cioè anche, diciamo, tra il cittadino e i massimi sistemi ci sono delle fasi intermedie in cui si può verificare se qualcosa si cambia, però diciamo che se non si cambia le cose andranno malissimo. Quindi quello che ci sta dicendo il monito che sta lanciando, un senso di responsabilità personale di ciascuno di noi e un impegno collettivo, un impegno politico per cercare di mettere insieme proprio tutti i pezzi, altrimenti rischia veramente proprio un equilibrio che già è frantumato, però viene ancora ancora maggiormente. Allora, dall'ambiente passiamo ad un altro tema, un tema chiave del libro, l'architettura. Con Monica Carmen, appunto architetto, vedo anche caporedattrice della rivista italiana di bioarchitettura, tuttora, benissimo. Ecco, un po' anche c'è un filo conduttore che lega comunque Andrea, quindi lo specialista di ambiente, e l'architetto che comunque si occupa di città, ecco, in senso più ampio. Nel suo scritto lei parla di sostenibilità sociale e ambientale dell'architettura. Ecco che c'è un filo conduttore, insomma un trait d'union. Ecco, che cosa significa ripensare gli spazi pubblici in questa chiave, cioè come sostenibilità sociale e ambientale? Diciamo, forse con una battuta che potrebbe un pochino riprendere il concetto dell'ambiente, cioè prendere responsabilità del proprio ambiente, capire le conseguenze delle nostre azioni. E la costruzione dello spazio pubblico, sotto questo punto di vista, significa costruire, lavorare, progettare insieme, capire quali sono le nostre conseguenze fisiche e sociali nello spazio pubblico. E questo, secondo me, è anche un po' la chiave contemporanea, un po', secondo me, della salvezza. Cioè il mondo del consumismo, in fondo, ci ha distaccato dalla produzione degli oggetti. Noi siamo abituati a consumare, ma non a capire come si fa e non a sapere cosa succederà dopo. L'architettura sostenibile riprende esattamente questo punto, cioè dice progettiamo insieme, usiamo insieme i materiali, immaginiamo insieme, sogniamo insieme uno spazio, però ce lo costruiamo praticamente anche, quindi con meccanismi di autocostruzione. E il progetto uno dei progetti che stiamo appunto facendo è quello appunto nella città di Merano,
è un progetto europeo, quindi finanziato dalla Comunità Europea, che coinvolge 7 città europee, Graz, Southampton, che adesso con Inghilterra, Brexit, insomma, però fa sempre parte del progetto, Vienna, Zurigo, anche questo è Monaco, Merano. Merano è l'unica città italiana che è entrata parte di questo progetto e il centro è riqualificare lo spazio pubblico dal punto di vista della mobilità, mettendo al centro il bambino come agente del cambiamento. Questo è un po' il punto. Perché questo? Perché il bambino è più libero di un adulto di immaginare e anche di creare relazioni e di immaginare come usare uno spazio e usarlo insieme ad altre persone. E attraverso i bambini noi dopodiché facciamo un passaggio successivo che coinvolge anche gli adulti. Però diciamo un elemento centrale della nostra pratica, oltre al riunire insieme le persone, farle dialogare, farle capire le esigenze, è farle costruire insieme. Ad esempio una piazza pubblica, riqualificare uno spazio significa costruire in scala 1 a 1 gli oggetti che quello spazio dovranno andare, con il legno, con il cartone, eccetera, lasciarli 2 mesi nella piazza e vedere cosa succede nella piazza con questi oggetti che abbiamo creato. E quindi questo è, diciamo, uno delle prassi e questo significa anche appunto capire cosa vuol dire togliere da uno spazio le macchine e mettere degli oggetti dove ti puoi sedere, dove puoi dialogare, dove ti puoi divertire. Grazie, quindi è un po' uno riscoprire anche il significato di una polis, comunque di una collettività, di un valore collettivo, non più individuale ma collettivo, un po' questo. Sì, collettivo sicuramente è questo, è ricreare la comunità e ricordando la comunità le capacità che ha e il potere che ha di agire nella realtà. Questo è, perché la comunità esiste nel momento in cui capisce e è consapevole di quello che è e di quello che può fare. Allora, terza tappa, Gemma Bracco, corretto, ok, e avvocato, giusto? La pagina che appunto dove l'avvocato Gemma Bracco focalizza con un'attenta analisi mette a fuoco la questione femminile. Partiamo da un principio che è sancito insomma dalla nostra Costituzione, lei stessa, mi pare questo articolo 3 della Costituzione, la colonna portante di questo principio, dove si dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, e che è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini e quindi impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ecco, partendo dalle colonne portanti, insomma, da un articolo della nostra Costituzione, donna e lavoro, uguaglianza, a che punto siamo? Cioè, in Italia questo è ancora un'utopia? Non sarò troppo tragica, se no, come dire, entra in tutti noi l'ossicuramente, l'incoraggiamento. Però devo dire che il quadro che io ho potuto constatare anche in questi anni di svolgimento appunto di un ruolo istituzionale come consigliera di parità mi hanno portato a notare non solo che il principio dell'uguaglianza intesa come parità di appunto lavoro tra uomini e donne, di situazione personale, professionale, eccetera, non si è realizzato, ma è anche peggiorato. Parto da un dato semplicissimo. Quando io iniziai nel 2010 come consigliera di parità, ricordo si parlava tanto della Convenzione di Lisbona, che è nota e conosciuta perché era proprio la convenzione che si era data l'obiettivo europea, Trattato di Lisbona, che si era dato l'obiettivo dell'occupazione femminile al 50% tra uomini e donne, obiettivo che nei paesi
fascia centro-nord europea è raggiunto già ben prima dell'anno 2000, cioè lì è circa il 60%. In Italia invece l'occupazione femminile non è mai arrivata ad una parità diciamo di un 50%, quindi ad una metà delle donne italiane che lavorano, ma è scesa ulteriormente negli anni, con la crisi prima, con la situazione generale poi, ma anche con lo scoraggiamento delle donne che negli anni hanno smesso di cercare un'occupazione, e quindi i dati non ci aiutano. Però anziché parlare di questo voglio portare un esempio. Stamattina leggevo un articolo molto interessante che parlava, è quasi una barzelletta sembrava, scusate, però era veramente, fotografava la situazione italiana. Cioè tre giovani donne che studiosissime, una italiana, una tedesca e una, non mi ricordo se svedese, comunque della fascia scandinava. Tutte e tre bravissime all'università, tutte e tre con grandissime ambizioni. La faccio breve, la svedese e la tedesca hanno avuto la soddisfazione di ricoprire i ruoli ai quali ambivano e per i quali avevano studiato, cioè una era direttrice di una grande multinazionale, una manager, un'altra era direttrice di un grande, diciamo, centro di studi biomedici, quindi un medico. L'italiana, che si era laureata con il massimo dei voti, che era un'ingegnere, aveva fatto i master in tutta Europa, aveva un lavoro precario in Sicilia e si era dovuta accontentare di fare l'insegnante di una scuola privata a tempo, a part-time. Questa è la fotografa, la situazione italiana è questa. È inutile che noi, come dire, ci illudiamo che le cose stiano cambiando, non è così, anzi. Il dramma è che più si va avanti, e la professoressa ci può benissimo dire della scuola, le ragazze sono bravissime, si laureano con il massimo dei voti, il meglio dei ragazzi vanno all'università, si laureano prima con il massimo dei voti, ma poi arrivano ai 25-26 anni e trovano un assoluto freno. Addirittura ancora vengono licenziate o comunque messe nella condizione di dover scegliere tra lavoro e famiglia se hanno dei figli. Qui si innesta l'ulteriore effetto negativo, cioè della natalità, che in Italia sta addirittura, stiamo a 1,2 come percentuale, ma si sta abbassando, quindi arriveremo sotto all'1% di natalità, e dicono gli esperti che la natalità in Italia dopo, fra 5-6 anni, fra 10 anni, arriverà alla natalità del 1800. Quindi insomma perderemo addirittura 10-15 milioni di abitanti nel nostro Stato. Adesso questi sono tutti dati molto drammatici, però io li focalizzo, li enfatizzo, perché è bene che si conoscano, perché è bene che ci si renda conto in modo serio che appunto la Costituzione all'articolo 3, ma anche l'articolo 51, che è stato introdotto nel 2000, con la legge, adesso mi ricordo la numero 2, che prevede il principio delle pari opportunità e della parità. Quindi non soltanto le donne devono, quindi non possono, devono avere gli stessi diritti, e la Repubblica deve rimuovere tutti gli ostacoli che vi siano perché ciò non avvenga, ma anche appunto le pari opportunità, la parità. Purtroppo non è così. Grazie. Quindi un cambiamento culturale urgente, qualcosa che... Poi ecco quello che sottolineava, cioè come nei paesi dove c'è questo opposto, no? Nei paesi dove comunque la donna ha potuto realizzarsi pienamente nell'ambito lavorativo e comunque la natalità tiene, cioè la natalità non crolla, al contrario in Italia invece dove proprio si fa fatica a decollare la parità in tutti i sensi a livello della questione femminile, è come fare autogol, cioè la natalità fa marcia indietro, quindi vanno a pari passo. Questo non è assolutamente, no, forse un'immagine che ci portiamo dietro anche di un certo retaggio, forse di una cultura patriarcale, chi lo sa, però dove comunque sì, le due cose sono legate tra di loro, cioè vanno a pari passo. Allora, ultimo round, punto della prima domanda, Daniela Buranello, docente di materie giuridiche. Diritto. Sì. Ok. E una scuola superiore? Sì. Allora, parliamo
parliamo di recupero di umanità, della parte spirituale, della parte che in un mondo, appunto, lei dice, in un mondo secolare, in un mondo dove tutto sembra un po' remare contro, sembra che ci siamo dimenticati di una dimensione spirituale che comunque ci appartiene, al di là del credo, è comunque parte dell'uomo. In un mondo dove la tecnologia, la fretta, la velocità sembra un po' relegare l'umanità un po' in secondo, come dire, un po' in secondo piano, metterla in ombra. E in che modo oggi c'è ancora spazio per una vita spirituale e in che termini? Così è una domandona, io non ho le risposte. Quindi mentre riflettevo sugli interventi, quindi magari più che dare una è interessante, penso, leggere anche l'intervento perché è articolato. Certo. Però volevo collegarmi un po' a quello che è stato detto, quello che emerge rispetto a tutte le tematiche che sono affrontate, appunto sono problematiche della nostra società, e quindi quello a cui assistiamo è un atteggiamento di sfiducia, cioè viene misurata, no, la fiducia degli italiani, e questo ha senso soprattutto per esempio per l'aspetto economico, no, rispetto a come va lo Stato. Viene sempre fatta questa analisi statistica, se la fiducia degli italiani aumenta o diminuisce a seconda della situazione politica, ma insomma la preoccupazione è quella economica. Quindi questo è un atteggiamento che purtroppo viene fatto passare abitualmente, perché passa soprattutto attraverso i media, e i media che abbiamo adesso sono i social prevalentemente, e sappiamo che da lì nascono le fake news, ma sono anche molto diretti. Quindi l'informazione che abbiamo noi, ma soprattutto i giovani, di cui insomma il motivo per cui ho scritto questo intervento è l'interesse che mi spinge verso le nuove generazioni, e quindi non parliamo della televisione naturalmente, dove il ruolo della TV, della RAI per esempio storico, che ha portato fuori l'Italia dall'analfabetismo, quindi non è in sé il mezzo che condanno, ma è le informazioni che noi abbiamo, sono, come banalmente dire, sono sempre cattive notizie, non sono mai buone notizie. Questo diffonde questo atteggiamento di sfiducia che noi adulti abbiamo la responsabilità di coltivare, soprattutto rispetto anche alle nuove generazioni. Quindi le nuove generazioni difficilmente possono fare esperienze positive. Quindi la scuola diventa, sintetizzo perché il discorso potrebbe essere molto ampio, la scuola diventa proprio strategica da questo punto di vista. Secondo me purtroppo le scelte politiche, economiche vanno in senso contrario, come lo sappiamo. Adesso ci sono delle università o anche degli istituti comunque superiori di eccellenza in Italia, però sempre più poveri di risorse. Questo sappiamo come funziona il concorso all'università, quindi abbiamo delle università private che sono tra le migliori al mondo, però non tutte le famiglie possono accedere a questo tipo di istruzione, quindi questo limita la possibilità anche dei giovani di fare delle esperienze, perché le università straniere o quelle private sono strutturate in modo completamente diverso da quelle italiane, che sono come organizzate ancora come ai miei tempi quasi, insomma. Quindi una scuola da ripensare, forse non dalle elementari perché tradizionalmente funzionano bene, ma negli anni successivi sì. Quindi passa questo messaggio. Io lavoro in una scuola professionale e una minima percentuale di questi ragazzi va a fare il lavoro per cui studia un istituto alberghiero, quindi c'è richiesta, necessità di questo tipo di lavoratori, troverebbero tutti lavoro, invece pochissimi poi risultano impiegati nel settore dove potrebbero avere delle grandi soddisfazioni anche dal punto di vista economico, ma che in Italia purtroppo anche il discorso sul lavoro dei giovani, i giovani sono penalizzati. Io dico ai miei ragazzi: imparate le lingue, studiate le lingue, dove sono spesso carenti, perché nella scuola italiana c'è sempre questo problema. Lo studiano dalle elementari ormai, ma purtroppo non abbiamo una competenza linguistica adeguata, e dico loro: dovete andare all'estero, fate esperienza, ma anche perché lì vi pagano e vi danno dei contratti, vi fanno dei contratti che valorizzano le vostre professionalità.
Quindi questo è l'aspetto, diciamo, negativo, quindi la sfiducia. Quindi il compito nostro è proprio quello, e cioè per dire quello che mi piacerebbe far passare ai ragazzi è questo, e anche a noi, perché siamo noi adulti ad avere la responsabilità. Mio figlio in prima liceo, e racconto un aneddoto, in prima liceo aveva un insegnante di religione cattolica che ha detto alla prima lezione, secondo me quella classe ha avuto molta fortuna a incontrare questa persona, perché ha detto: per avere una vita piena di senso, che è un po' qua il mio intervento sui valori e sulla spiritualità, sono necessari cervello, cuore e sorriso. Il cervello perché è importante imparare, conoscere. Imparare per conoscere, perché questo fa essere delle persone migliori, ed è questo il messaggio che dovremmo passare ai giovani, cioè lo studio, l'impegno. Certo, poi ci sono queste penalizzazioni in Italia, come diceva Gemma, dal punto di vista del lavoro, esatto, e quindi non mi soffermo. Il cuore perché l'importanza delle emozioni, non c'è apprendimento se non c'è emozione, quindi una scuola appiattita con poche risorse e docenti poco motivati per lo svilimento sociale del lavoro, per la disorganizzazione, per le scelte politiche, insomma, eccetera, eccetera. E naturalmente il sorriso, che è quel tema, insomma, dell'empatia di cui adesso si parla molto, e forse in questo modo potremo essere delle persone più felici, cioè dare la nostra responsabilità è questa, di dare la possibilità ai nostri giovani di trovare un senso, e vuol dire valorizzare quella che è la nostra umanità, quindi la loro umanità, e di questo purtroppo si parla molto poco. Grazie. Allora, torniamo Per tutti. Sì, davvero è molto, veramente dare in là anche con una semplice domanda, ma l'approfondimento, la competenza e la ricchezza che emerge veramente molto, sì, c'è particolarissima, quindi davvero complimenti. Torniamo all'ambiente, ad Andrea. Allora, una cosa che era... mi aveva molto colpito nel suo scritto, che dal 2014 Lega Ambiente organizza un po' il monitoraggio, tiene il polso della situazione dei rifiuti spiaggiati, no? Noi sentiamo parlare spesso di balene spiaggiate, ma ci sono ben altre balene che girano, che occupano le nostre spiagge. E i rifiuti spiaggiati, nell'ambito di una campagna annuale che prende il nome Spiagge e fondali puliti, mi pare, ed è ancora, si chiama ancora così, ed è ancora in uso, insomma, sì, ok. Come risultano, cioè qual è la situazione, la fotografia delle spiagge campionate e le cose più strane anche che si trovano? La domanda perfetta, perché abbiamo fatto il censimento un mese fa e la pulizia sabato scorso, ecco, a Trieste, insomma, anche tutto il resto d'Italia. Sì, prendiamo come campione Trieste, no, certo, ma è stato fatto. Allora, queste sono due fasi, diciamo, separate in qualche modo, anche per questioni pratiche, perché quando si fa il campionamento ci sono delle regole che sono stabilite a livello europeo. C'è una spiaggia di circa 100 metri, si divide in fasce da 10 e si va a contare proprio passo dopo passo quanti pezzi superiori a 2,5 cm di grandezza, che vuol dire un tappo di plastica o una cicca, quanti materiali, e l'elenco delle categorie è circa 200 di questo questionario. Quindi tu hai 200 categorie e segni uno per uno il pezzo di rete, il pezzo di plastica di un imballaggio di merendina, tutto quello che trovi, i bicchieri di plastica, le bottiglie, gli accendini, sono infiniti, no? Questa cosa è un po' strana perché è uno standard europeo e internazionale e Lega Ambiente segue quello. L'Italia, non so perché il governo italiano aveva scelto un criterio più semplificato e quindi sceglieva pezzi più corti, 33 metri, 33, quindi non faceva 100, e poi aveva accorpato le categorie, ancora adesso usa quello, ha accorpato le categorie per cui invece di avere, non so, 10 tipi di plastica di imballaggi, ce ne ha una tutti insieme. Queste sono le ARPA che, seguendo le indicazioni nazionali, fanno questo censimento, anche quella della Friuli Giulia e di altre regioni. Adesso però ho saputo da un nostro conoscente, diciamo, che ha fatto delle conferenze anche per noi, che lavora all'ISPRA, l'Istituto Nazionale di Studi sull'Ambiente,
che stanno cercando di trovare una modernizzazione del sistema e magari omologare quello italiano a quello internazionale, che sarebbe più logico, no? Perché è un po' assurdo avere due criteri così diversi, no? Poi, la differenza è che l'ARPA, che fa spazi più piccoli e meno categorie, pesa anche i rifiuti, quindi ha un dato in più, perché la plastica ovviamente c'è tanti pezzi ma pesano poco, no? Ecco, allora andando sulla domanda, diciamo ci sono queste due fasi. La campagna di censimento si chiama beach litter, termine inglese, immondizie marine, che è fatto in tutto il Mediterraneo, quindi non solo in Italia. L'anno scorso erano sui 70 posti, quest'anno sono anche di più, non mi ricordo il numero esatto, sono 80-90 posti. Ed è appena uscito, si trova sulla pazienza di andare sul sito nazionale legambiente.it, trova il dossier, se lo può scaricare, che è la sintesi di cosa è stato trovato. I dati in realtà sono abbastanza simili a quelli precedenti, con delle varianti. Diciamo che più o meno più dell'80% di questi rifiuti raccolti sono costituiti da plastica. Plastiche, diciamo, tutti i tipi di plastica. E ci sono, ovviamente, quando abbiamo raccolto noi abbiamo i dati dettagliati, però siamo abbastanza su quella media. Poi, allora, questa è la fase censimento, in cui non abbiamo il tempo di raccogliere, lasciamo lì, torneremo e vediamo quanti sono e consegniamo i dati. Poi invece c'è, adesso pochi giorni fa, insomma nel weekend scorso, la campagna di spiagge e fondali puliti, in cui si va proprio a pulire. E lì poi abbiamo preso questi sacchi di materiale, abbiamo trovato di tutto, come sempre, e lì c'è una partecipazione più massiccia, mentre per il censimento ci sono alcuni, diciamo, militanti di Legambiente che vanno lì in gruppo, e lì vengono scout, giovani, richiedenti asilo, classi, amici, conoscenti, genitori con i figli, con i nipoti, quindi veramente una cosa di massa molto simpatica. È una festa un po', no? Questo di andare a raccogliere. Poi noi abbiamo delle spiagge di sassi, per cui sono un po' più difficili, sulla sabbia trovi anche lì quantità incredibili. Allora, come materiali, appunto, bisogna intanto, faccio questa premessa che nel libro c'è ovviamente, ricordiamo che c'è del materiale che si trova in mare, l'80% viene dall'interno, cioè da noi, dalle case, dalle industrie, e vengono con i fiumi, con gli scarichi delle industrie, le scariche lavatrici, microfibre, pallini, microplastiche, eccetera, arrivano tutte dall'interno. E poi solo il resto sono, per esempio, proprio cadono dalle barche dei pescatori, dalle barche dei turisti, eccetera. Cioè ci sono anche quei rifiuti, li troviamo, però il grosso viene dalla terra, no? E va a finire in mare. Poi una parte minima va sulle spiagge, una parte ancora più piccola, addirittura l'1% galleggia, e tutto il resto va a finire sui fondali. Quindi noi abbiamo i fondali che stanno riempiendo di materiali, soprattutto plastiche, che essendo poi praticamente quasi impossibile degradarli, a parte che poi c'è l'esempio della lattina trovata a migliaia di metri sui fondali, Fosse delle Marianne, ci sono microplastiche trovate nei ghiacci dell'Artico, quindi ormai sta cosa è dappertutto, no? Però diciamo i fondali cominciano a essere pieni di questi materiali. E poi il problema che di fondo, questi materiali che sono sempre più piccoli, quindi dalle meso, quelle grandi, quelle che vediamo, possiamo raccogliere in spiaggia, e sono quelle